Ho incontrato i direttori generali, risultati assolutamente ottimi, visto e considerato che si vede anche un miglioramento in questi 3 anni. Ovviamente si può fare sempre di più, ma il 90% delle ULSS supera la percentuale di oltre il 90% del rispetto dei tempi previsti dalla legge. Anche l'Ulstra di Bassano rispetta le medie regionali e continua a combattere per migliorare il difficile fronte delle liste d'attesa. Dati alla mano, l'azienda sanitaria di Via dei Lotti, come il resto delle ASL venete, negli ultimi 3 anni ha rispettato al 100% l'obbligo di assicurare le prestazioni urgenti entro le 72 ore dalla richiesta. Ottima anche la capacità di assicurare le visite in classe di priorità B, ovvero entro 10 giorni dalla domanda. In questo caso l'ULSS 3 nell'ultimo anno ha effettuato nei tempi previsti il 95% delle visite, sfiorando il podio regionale dopo Feltre, Chioggia e l'Istituto Oncologico di Padova. Ma se l'azienda bassanese eccelle nel campo delle prestazioni più rapide, cede il passo in classifica sul fronte delle visite differibili, ovvero entro i 30 e 60 giorni, e quelle programmate entro i 180. In questi casi, infatti, l'ULSS 3 riesce a garantire i tempi previsti meno del 90% delle volte, sotto la media regionale, insomma, ma pur sempre al di sopra delle statistiche nazionali.